Mamma era campagnola. Mamma nascette allo 22, qualche dopo che lo padre fedele s'era ritirato dall'America, dove era stato 3 volte a fatià, per s'accattare la terra con lo casino d'indo, e libera la moglie, se ne era voluta parte con lo bastimento, perché tenevano 2 figli di lato, Federico e Maria, che per le paesane erano le figlie di puttana, che è una Romania lo paese, perché per loro non gestiva l'atto di richiamo, datesi che se l'erano aiutato a pigliare la rota in Coppariano, che l'erano morte 2 figlie piccole e stavano trubbicate in una rotta alle sembrone, che lo Camposanto le un ancora fa. Steva con loro lo tatone ceriaco, e lo giorno che io neve e cenera di somma, e allo paese le cristiane chiagnevano e priavano e 17. Lì sti creature stanno di una. Fanno poco di farnata, così s'avissimo a morì, almeno morimo sazi. Abitavano tra la Crucecchia e Santo Vito, da Coppa Luato della via Nuova Pariano, fatiavano la terra e tenevano tutto come l'età. Lo cadenaro con le papere, le cadine, la rodda piena di porce, fontana con l'acqua, la cantina con basciette e damigiane di vino, l'uoglio dallo zirro, l'acito e lo benucotto, l'arcone chino di rano, per pane e cicatiedde, lo pagliaro rosso chino di paglia e leona, la meta di fieno per stacca, ciucce e pecore, e non mancava una bella spaddera di rose, a cappucce e poi tanta viola schette. Erano una famiglione, tutte fatiavano. Mamma abbiava lì a giornata 8 anni, a cogliere regne dalla restoccia, priessa le meteture, dallo Massaro Battista Maglione, cuttando terra per dindalo frascino. Parlava della guerra, mamma, e di un guaglione che ce l'era ammannata a dice, e poi aveva parte per soldato, e non si sapeva più niente. E a così la mamma, che non stava buona di salute, le facette sposare Silvestro. Raccontava mamma le tempe della guerra, le padrone fasciste che si rifennevano la terra, che si era macinata con la tessera allo mulino, quando per la via Nuova passarono le tedesche, allo 43, e poi le americane a Priesso, e morra da parecchie, che bulavano e menavano le bombe d'angelo. Tatone che ha a parlare con queste soldate, che Iddo sapeva parlare come a loro. Mamma si maritava dopo la guerra e sta buscando 2 figli da 3 anni, dall'Italia sgarrupata, che si va a riparare. Erano comunisti, con padremo, e chiedevano alle comizie prima delle elezioni e alle sfelate dopo che si era vinto e si cantava. Le fasciste del paese si erano infilate dentro la democrazia cristiana, d'accordo con Prievide e Monaci, e la chiesa proprietaria di tanta terra. Rimasta vedova, mamma pensava alle figlie, a zappare la terra per campare, e lo padre, socialista dell'800, ogni sabato l'aiutava a faticare. La domenica iva a messa e poi se ne iva fuori allo suo, quando abitava con la famiglia dello figlio, da quando era morta la moglie, lasciandolo solo. Montecalvo era russo, comunista e socialista, stiano al potere sino allo 60. Quando vincette per la prima volta la democrazia cristiana, e si diceva che si erano accattate le vote con le maccarone. Quando venivano da mamma a cercare il voto e le dicevano di votare per la croce, ella, senza dare sa scopre, le diceva di sì, e quando se n'erano aiute si sentiva sbarbuttiare. «Ja fessa che croce che porta un guardo». Nota: mia madre, Maria Antonia Del Vecchio, nacque il 1 ottobre 1922, come quinta figlia di Fedele, che aveva 47 anni, e di Libera D'Agostino, che ne aveva 42,
e morì il 14 luglio 2011. Il mio bisnonno, che nel dialetto montegalvese si chiamava Ciriaco, era padre del mio nonno materno contadino Fedele del Vecchio. All'inizio del Novecento Ciriaco era vedovo ed ebbe un ictus, per cui fu assistito da sua nuora Libera, la mia nonna materna, che tra l'altro aveva perduto 2 bambini in tenera età e aveva preso in affido col marito 2 trovatelle dalla ruota degli esposti di Ariano Irpino. Mio nonno Fedele, emigrato in America, fece l'atto di richiamo a mia nonna, ma lei non volle abbandonare i 2 trovatelle, che amava come figli naturali, e suo suocero, per cui rimase a Montecalvo, Irpino, in via Sant'Antonio. Per lavare le lenzuola, che suo suocero imbrattava, si recava alla Fontana della Terra prima dell'alba, per non far vedere quella biancheria sporca ai compaesani. Nonno Fedele andò 3 volte negli USA e con i dollari accumulati comprò un podere con dentro un casino di campagna, in cui vissero dopo che lui se n'era tornato definitivamente in paese.